Eder. Mac. Pallister. Ciao Eder. Giustizia è stata fatta per Lily. Finalmente e dopo 3 anni. La Cattaneo ha messo nero su bianco che Lily è stata aggredita. E da lì è conseguito il decesso. Come da titolo, sono in grado di anticiparti i punti salienti della perizia. E per vero questi, evidenziati nei precedenti video, siete pronti ed allora parliamone. In perizia risulta che l'analisi visiva suggerisce che il corpo in esame abbia subito un rallentamento del suono. Processo di decomposizione dovuto a un'esposizione prolungata a basse temperature, probabilmente in un ambiente refrigerato, ciò fino al 3 gennaio. Poi, una volta esposto alle temperature esterne più miti, la decomposizione avrebbe ripreso il suo corso naturale. Inoltre, è stata osservata la distribuzione dei lividi ipostatici del livor mortis. I lividi appaiono definiti e uniformi, suggerendo un arresto naturale del flusso sanguigno senza cristallizzazione. Questo esclude il congelamento, che avrebbe comportato una colorazione più scura e una distribuzione irregolare dei lividi. Poi segue l'assenza di segni di congelamento evidenti, perché non ci sono microfratture cutanee né le lesioni da cristallizzazione, tipiche del congelamento. Inoltre, la postura naturale del corpo non ha la rigidità esterna conseguente al congelamento. In perizia si conferma il raffreddamento cadaverico. Ma vi è di più, signori. Non solo. La Cattaneo conferma il raffreddamento, ma conferma le lesività da aggressione. In particolare, ha ottenuto la conferma che sono perimortali, ovvero patite in vita. Inoltre, c'è stata inazione di soffocamento indotto dal terzo, non direttamente a mani, però e sul collo. In pratica, durante la colluttazione, ciò ha diminuito il respiro di Lily e prodotto l'asfissia. Ancora sulla data della morte si propende per il 14 dicembre con l'esame del microbiota, ma soprattutto per via del rallentamento della decomposizione, per via del freddo e per la presenza di una macerazione ai piedi per il contatto con zona umida. Insomma, si riscrive la prima perizia medico-legale che pur aveva identificato le lesioni, ma lo si fermava, senza attribuirle a mani terze. Da ciò quindi la certezza oggi della Cattaneo, con la sua superperizia. E di più ancora, la perizia in forma anticipata sarebbe già nelle mani della procura e quindi la polizia giudiziaria delegata alle indagini starebbe da alcuni giorni già avviando nuove indagini contro alcune persone già sentite. Insomma, starebbero già lavorando grazie alla nuova direzione investigativa data dalla Cattaneo. Si indaga per omicidio ad opera di un terzo. L'aggressione è frutto di un litigio avviato da un solo soggetto e solo dopo per l'occultamento e trasporto. Sarebbero entrati in scena altri soggetti dal 31 dicembre in poi e giorno 3 gennaio notte lo spostamento al luogo di ritrovo del 5 gennaio. Insomma, c'è stato un importante impulso al caso ed alla indagine. Detto ciò, ci sono dei tempi e delle modalità di indagine che dobbiamo rispettare, signori. Si tratta di indagine penale decretata che non può essere rivelata. Mi seguite? Non possiamo leggere la perizia ed averla come cartaceo. E non possiamo leggere le attività della polizia fino alla nuova decisione di procura. Mi spiego meglio. In questa fase ritorna in essere a segretezza delle indagini. Ciò fino alla decisione della procura di richiedere per la seconda volta l'archiviazione al GIP
ovvero in caso contrario, nel momento in cui richiede il rinvio a processo penale. Ma ad oggi non c'è ancora un soggetto iscritto a modello 21, ovvero nei noti ed identificati. Siamo di nuovo in una fase iniziale di indagine. Per ovvi motivi mi seguite. Quindi dovremo attendere l'evoluzione delle nuove indagini, perché per alcune attività attendevano proprio la perizia della Cattaneo, arrivata da qualche giorno. Adesso però la strada intrapresa è quella giusta e si indaga per omicidio. Posso dirvi che il litigio non è avvenuto in auto e si propende per un'abitazione. Le considerazioni di oggi sono frutto di intuizioni, ovviamente, ma molto vicine alla certezza. Per cui da oggi possiamo indagare meglio anche noi, sapendo che si tratta di omicidio certificato. A presto, ciao a tutti! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.